Oggi abbiamo presentato questo sogno che sapremo la prossima settimana se si potrà realizzare, cioè quello di essere riconosciuti come un teatro di rilevante interesse culturale, l'unico in Sardegna. Quindi sicuramente questo è il primo sogno e la prima ambizione. Abbiamo anche immaginato un primo percorso soprattutto di ospitalità e di produzione, ma soprattutto di produzione. Abbiamo presentato un'articolazione completa di spettacoli che viaggiano e attraversano più linguaggi. Cito uno che forse è un po' la sintesi di tutti gli sguardi, che è un lavoro che faremo con una regista austriaca, Karin Koller, con le figure animate di Smaschereddas, con gli attori della compagnia e con un testo che è in scrittura scenica di Michela Murcia. Sento spesso i curatori dire bello, ma non è adatto al mio pubblico. Cos'è il pubblico? Un blocco monolitico? Chi siamo noi per dire ciò che devono vedere? Sottostimare è grave, quasi un insulto. Essere esigente è un segno di rispetto. Noi dovremmo valorizzare il rischio, l'avventura, l'effimero del teatro, l'unicità dell'esperienza, la comunità temporanea che si crea ogni sera tra artista e pubblico. Michela, raccontaci tu questo progetto. Intanto è un progetto che parte con le migliori premesse possibili: convivere con la compagnia, scrivere con la regista e con gli attori in scena. È una sfida anche abbastanza insolita di coautorialità anche, quindi particolarmente vicina alla mia modalità. Si chiama 100, è un progetto immaginato in un mondo molto vicino, distopico, in cui le risorse sono esaurite e tutte le persone possono possedere solo 100 oggetti. Ogni volta che ne desiderano uno nuovo devono cedere uno di quelli che hanno. Cosa sei disposto a cedere delle 100 cose preziose che hai? In cambio di cosa e per quali ragionamenti? Una serie di personaggi ce lo racconteranno e tutti assieme sono anche questa Sardegna che decide continuamente cosa dare dei suoi significati più importanti in cambio di quello che sembra utile e funzionale e non sempre lo scambio è vantaggioso. Questo teatro si era lanciato con l'idea di diventare una casa abitata, ha aperto le porte e le finestre e molti talenti e molte intelligenze hanno potuto venire in contatto e può venirne fuori solo qualcosa di davvero rischioso dal punto di vista culturale. Credo che faccia onore a chi ha immaginato questo luogo come un luogo di transito, come uno spazio di interazione. Sono molto contenta che il primo scrittore che comincia questo percorso di interazione sia proprio io, perché ho lavorato con altri teatri sempre fuori della Sardegna e tornare a casa in una delle ultime assemblee civiche rimaste mi sembra particolarmente bello, particolarmente familiare. Quindi lo facciamo dire a te, quando è l'appuntamento con 100, la prima nuova produzione? Dall'1 al 20 dicembre.